Buonasera a tutti, ringrazio Verona Network per l'invito e saluto tutti i presenti agli Stati Generali della Lessigna in quel di Bosco Chiesa Nuova. Purtroppo non potrò essere dei vostri, però ci tenevo a lasciarvi questo messaggio di saluto perché questo evento è un evento e un'occasione molto importante per tutta la Lessigna. Quest'anno si parla di servizi, si parla di politiche sociali contro lo spopolamento e il calo demografico. Sappiamo che è un problema che non interessa solo la Lessigna, ma interessa di fatto tutto il territorio veneto, in particolare le zone più periferiche anche della pianura. Io ho una convinzione, ma i sindaci che sono presenti in sala ben mi conoscono e sanno come sono abituata a ragionare. Se si vuole dare una svolta vera, concreta allo spopolamento, al calo demografico della Lessigna, offrendo nuovi servizi, è opportuno dimenticare i confini dei singoli comuni e che tutti i sindaci, tutte le amministrazioni, ma anche le associazioni di categoria, tutti coloro che rappresentano il territorio, che ragionino alla Lessigna, guardando la Lessigna come un unico singolo territorio dove fare un'analisi di fabbisogni e di necessità. Spesso e volentieri ci fermiamo davanti magari a qualche disputa di campanile a livello territoriale. Bisogna togliere i confini, aprire la mente e guardare al territorio della Lessigna e alle sue necessità, cercando di dare delle risposte a quei fabbisogni che hanno tutti i cittadini della Lessigna, indipendentemente che vivano nel territorio di Bosco piuttosto che di Velo, di Cerro, di Rovarè o quant'altro, o Erbezzo o Sant'Anna. Quindi io vi auguro veramente un buon evento che sia l'occasione per mettere a terra e per fare dei ragionamenti su quelle che sono le opportunità che si possono raccogliere e che ovviamente i sindaci rappresentano la voce principale che dà interpretazione ai bisogni dei cittadini. Buon lavoro e grazie mille a Verona Network.